Buongiorno a tutti, sono Federico Carbonini, presidente dell'associazione Treviso Ostiglia 13.6. Oggi ci troviamo qui a Colonia Veneta, un comune attraversato dall'ex ferrovia Ostiglia-Treviso, un percorso sul quale insiste un progetto di riqualificazione in percorso ciclopedonale. Sono qui a presentarvi i prodotti tipici che si trovano lungo Ostiglia-Treviso. Uno di questi è il radicchio di Casaleone, appunto. Ricordo che l'Ostiglia-Treviso durante l'inverno diventa anche la strada del radicchio veneto, in quanto rientra nei prodotti che ha ottenuto il riconoscimento di indicazione geografica protetta per quanto riguarda tutti i radicchi del Veneto, quindi il radicchio rosso di Verona, il radicchio di Castelfranco, il radicchio lungo di Treviso e anche il radicchio di Chioggia, coltivato nel Padovano. Presento anche il riso Carnaroli dell'azienda svizzera di Sustinenza. Andando invece a Legnago abbiamo il vino dell'azienda agrivinicola Passarini Wines. Con l'occasione vorrei presentarvi il libro che ho pubblicato lo scorso ottobre dal titolo Ostiglia Treviso dal 1887 al 1915. Questo libro parla della prima fase storica dell'ex ferrovia Ostiglia-Treviso, cioè dalle prime idee fino alla scelta del percorso da utilizzare. Colgo l'occasione anche per portare i saluti della Confraternita del Radicchio e del Consorzio di tutela del Radicchio di Verona IGP. Quest'anno purtroppo per via appunto delle restrizioni dovute al virus non ci sarà la festa del mandorlato, ma consiglio a tutti quanti comunque di venire a Colonia Veneta a degustare questo prodotto tipico locale nei negozi della zona. E ricordo che lo scorso anno ero qui con la mostra fotografica storica dell'Ostiglia Treviso. Quest'anno purtroppo appunto l'evento è saltato, ma vedremo di rifarci appena non ci sarà più questa emergenza. Per chi volesse maggiori informazioni sulla nostra associazione o per acquistare il libro può consultare il nostro sito internet www.federicocarbonini.it oppure consultare le nostre pagine Facebook.